Beh, su Seferi sfondiamo una porta aperta. Non è soltanto stasera, insomma, che ci ha dato una mano importante, perché il giocatore è un grande giocatore che probabilmente meritava anche a livello calcistico una carriera sicuramente diversa, con tutto rispetto di quello che sta facendo, ma meritava sicuramente di più. Lui stasera ci ha dato una grande mano, ce l'ha dato anche in diverse altre partite. E noi siamo qui a ringraziarlo perché sicuramente è il giocatore, come posso dire, la punta di diamante di questa squadra, fermo restando che noi abbiamo comunque tanti altri giocatori e tanti assenti stasera, perché anche stasera abbiamo tanti assenti, e quindi lo dobbiamo ringraziare. Fortunatamente ce l'abbiamo noi e ce lo teniamo stretto, insomma, ecco. Allora, l'analisi è che noi siamo una squadra che dall'inizio ha fatto sempre tanti gol e troppi rispetto a quello che noi produciamo ne abbiamo presi. Facciamo chiaramente tesoro di tutto quello che è successo, però siamo una squadra che è portata un po' all'attacco e un po' alla distrazione. Io qualche settimana fa avevo detto, al cospetto di una sconfitta, non mi ricordo con quale squadra, avevo detto che adesso bisognava aspettare partita dopo partita per vedere quali erano i risultati, per poter puntare a degli obiettivi che noi ci siamo posti all'inizio, insomma, quantomeno di poter partecipare ai playoff. Io dico che stasera noi siamo, mi sembra di aver visto la classifica, siamo al sesto posto utile, quindi se da una parte ci dobbiamo rammaricare per tutti i gol che abbiamo preso, però dall'altra dobbiamo essere felici perché abbiamo fatto un sacco di risultati utili positivi, abbiamo perso soltanto col Cotton, al ritorno abbiamo perso pochissime partite e quindi va elogiata la squadra per quello che ha fatto, chiaramente va ripresa per alcuni aspetti tattici a livello proprio di comportamento tattico, perché troppe volte ci distraiamo, lo dimostra questa partita, ma ne potrei citare altrettante in cui siamo andati 2, 3, 4 gol sopra e poi abbiamo rischiato magari di non vincere la partita e questo non va bene per il futuro, per le partite ancora più importanti da affrontare.